Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del gruppo TV7. Puntata straordinaria questa sera perché ovviamente parleremo delle amministrative di Padova. Visto che il tempo è poco, manca un mese a queste amministrative, avremo 3 candidati per puntata da qui alla data della candidatura per quanto riguarda il sindaco di Padova. Questa sera ospite abbiamo Simone Borile, buonasera. Buonasera. Abbiamo Rocco Bordin, buonasera Rocco Bordin, abbiamo Luigi Sposato. Buonasera. Abbiamo sorteggiato il posto dove sedere e ovviamente ognuno avrà 1 minuto e mezzo rigoroso per rispondere alle nostre domande. Abbiamo cercato di fare tutto nella massima regolarità e di dare a tutti il tempo giusto di rispondere alle domande che questa sera noi faremo. E quindi inizieremo proprio con Simone Borile. La prima domanda è: chi ve l'ha fatto fare e perché? Allora, la necessità ovviamente è un desiderio di portare rinnovamento ad una città che è lacerata da 2 coalizioni, una di destra e una di sinistra, e questa lacerazione, questo conflitto ha portato ad un immobilismo anche nelle scelte di una politica che secondo me doveva puntare soprattutto a quello che proporre nuove proposte concrete e soprattutto alla portata dei cittadini. Quindi con la filosofia dei 5 Stelle, con la mia anche competenza, visto che poi io gestisco 4 scuole ad ordinamento universitario, quindi ritengo di aver maturato anche sufficientemente quella che è una capacità di lettura, di analisi, di gestione anche di quello che può essere anche un'amministrazione. Portare quello che sono le istanze delle persone, portare un rinnovamento. Quando noi parliamo soprattutto anche nel 5 Stelle, che è una filosofia poi di fare politica, è politica tra la gente. In questi anni abbiamo visto come la politica abbia chiuso poi il Palazzo Moroni, no? Il palazzo della politica, e vi sono stati degli atteggiamenti sordi. Io voglio, per quanto mi riguarda, riascoltare quelle che sono le istanze della gente e farle mie. Quindi il programma elettorale del 5 Stelle è il programma della gente comune ed è un programma che tocca a 360 gradi quelle che sono poi le necessità anche quotidiane, quindi una politica concreta, seria, decisiva e con risultati e tempi ben chiari e ovviamente concreti. È stato il primo Simone Borile nel sentire il gong, sentirete questo rumore da 10 secondi dal termine per la risposta, per il tempo uguale per tutti, quindi vi disturberà un po', però cerchiamo che da questo rumore magari riusciamo ad essere imparziali con tutti. Rocco Bordin. Ma io ho una certa esperienza di amministrazione, io ho fatto il consigliere comunale a Padova, sono stato il primo degli eletti nel centrodestra, ho fatto l'assessore a Padova e poi mi sono messo ad amministrare l'ESU, che è un ente pubblico o strumentale della regione, l'ente per il diritto allo studio. In questi 2 anni e mezzo ultimi di amministrazione dell'ex sindaco Bitonci, io ho verificato in maniera precisa come il centrodestra si è impoverito dando legittimità esclusivamente al sindaco, che ha interpretato il suo mandato come quello di un sindaco podestà. Per cui il problema mio è stato della delusione di vedere di una città che doveva essere tutta unita per una serie di presupposti programmatici, che si è invece divisa, essendo divisa dall'input che ha dato l'ex primo cittadino, per cui ho visto lacerarsi le alleanze, ho visto alleati mettere giù altri e distruggere quello che invece poteva essere un mandato propositivo di ricrescita per la città. Oggi la città, dopo questi 2 anni e mezzo di amministrazione, è più vicina a Rovigo che non a Verona nella crescita, per cui io propongo un centrodestra innovatore, un centrodestra diverso da quello dell'uomo unico al comando, un centrodestra che sia democratico in mezzo alla gente sempre. Bene, abbiamo sentiamo adesso il rumore finale, così anche riuscite a capire il tempo per poter parlare. Luigi Sposato. Ma perché mi candido? Io dico, chi me lo chiede gli rispondo perché no. Sono un candidato indipendente dai partiti per scelta, perché ritengo che la città abbia necessità di qualcuno che approcci alle problematiche in maniera pragmatica, orientando l'energia alla soluzione dei problemi. Io ho visto in 30 anni un declino di questa città, che peraltro è straordinaria dal punto di vista delle bellezze, dei monumenti, ha delle cose veramente straordinarie,
e quindi il mio desiderio è quello di mettere a disposizione di questa città le mie capacità. Sono un imprenditore, non ho mai vissuto di politica, non ho mai avuto un incarico politico, ho dichiarato, e credo di essere, mi sembra di essere l'unico ad aver dichiarato che se farà il sindaco non intende percepire lo stipendio. Con i soldi dello stipendio terrò in vita i 7 punti di ascolto che abbiamo aperto in questa campagna elettorale, punti di ascolto che sono orientati proprio all'ascolto dei cittadini, a ricevere e a dare informazioni. Credo che la città abbia delle potenzialità straordinarie, bisogna metterci entusiasmo, bisogna metterci capacità, bisogna metterci amore e veramente tanta passione e dare sostanzialmente un futuro ai nostri figli che si vedono precluse le possibilità di lavoro. Bene, abbiamo sentito tutti e tre la prima domanda e la risposta, avete capito come funziona il giochetto, insomma, tra virgolette. E in questa campagna elettorale gli 8 candidati sindaco, tanti hanno iniziato in maniera anticipata, vedi Massimo Bitonci, altri un po' più tardi, vedi Giordani, altri proprio diciamo l'altro ieri. Quindi comincio proprio da Simone Borile. Come sta andando questa campagna elettorale? Ma è una campagna basata soprattutto anche sul contatto della gente. Come dicevo prima, la filosofia del 5 Stelle è quella di ascoltare, è quella in altre parole di entrare a contatto con tutto quel mondo imprenditoriale e delle associazioni che per 2 anni sono state totalmente ovviamente ignorate. Io sto riaprendo effettivamente i rapporti, il dialogo con tutte le associazioni di categoria, con le associazioni culturali, con le realtà che di fatto anche caratterizzano quella che è poi la città di Padova. Quindi dialogo con la gente, parlare con le associazioni, parlare con i professionisti, con il mondo imprenditoriale e anche con il mondo dei dipendenti pubblici comunali. Questo per me è fondamentale, questo è il primo passo essenziale. Una volta fatto, noi per esempio non stiamo investendo in cartellonistica, noi riteniamo effettivamente attraverso i nostri circuiti di poter in un qualche modo dialogare con tutti, a prescindere da quello che è il candidato sindaco. Il Movimento 5 Stelle non è solamente votare Simone Borile, è votare un nuovo modo di fare politica, cambiare completamente una città che per 30 anni, a nostro giudizio, ha amministrato una città come Padova con un potenziale enorme ed è ridotta ad una città insicura, una città priva di risorse o quantomeno di stimoli produttivi, negozianti che chiudono in continuazione. La città ha bisogno di un rinnovamento, fuori partiti dalla politica di Padova. Rocco Borghi, come sta andando la campagna elettorale? Ma la campagna elettorale sta andando bene, nel senso che l'impegno mio è totale. Ripeto, la delusione per l'interessamento eccessivo alla città di alcuni partiti del centrodestra e del centrosinistra che poi sacrificheranno, come hanno sacrificato nell'ultimo periodo, per interessi loro i bisogni e le potenzialità della città, questo mi preoccupa, perché sento che c'è ancora il volere dirigersi verso un partito nazionale piuttosto che un altro, senza invece cercare di verificare quella che è la capacità delle persone, l'esperienza e anche quelle che sono le proposte delle persone. Io non mi fido dei partiti nazionali, perché ho visto come i partiti nazionali hanno sacrificato gli interessi della città per interessi di parte, schierandosi talvolta contro un sindaco fino a metterlo giù e poi riproponendo lo stesso sindaco. Allora io cerco invece di incontrare la gente, di parlare con le persone, di cercare di unire categorie che sono state invece prima messe l'una contro l'altra. Dobbiamo marciare tutti nella stessa direzione verso una città che faccia un'innovazione, grazie alla presenza dell'Università di Padova che è e che può creare, secondo me, ad esempio in Fiera, un hub dell'innovazione che porterà la città ad essere per forza capitale europea, come Lione, Monaco, Bristol, tante città nel mondo che hanno queste caratteristiche. Bene, Luigi Sposato, come sta andando la campagna elettorale? Ma la campagna di Osa sta andando molto bene. Abbiamo avuto i dati del sondaggio che abbiamo realizzato, sono dati estremamente importanti. Saremmo una sorpresa e avevo bisogno di partire prima degli altri per farmi conoscere, perché il mio livello di notorietà per quanto riguarda la politica era basso.
io ero conosciuto, sono conosciuto nel mondo del lavoro, perché ho sempre lavorato e, come detto prima, non ho mai avuto incarichi politici, e quindi, diciamo, sta andando molto bene. Le persone prima dicevano chi si ho sposato, poi hanno cominciato a guardarmi con curiosità, dopo adesso mi stanno dando fiducia. Sento che c'è una grande voglia di cambiamento. 50% dei padovani che fermiamo nei banchetti piace l'idea del candidato indipendente dai partiti, sono disgustati alcuni dai comportamenti di chi passa da destra a sinistra e viceversa, sono attratti invece da qualcuno come il sottoscritto che ha sempre lavorato e che da zero, da 18 anni, da quando ho aperto l'impresa ad oggi, dà lavoro a 10.000 persone, da zero, senza aiuto di nessuno, muovendo le mani con capacità, circondandosi di persone intelligenti, perché credo che sia fondamentale questo, e quindi siamo molto contenti, crediamo in un mese straordinario. Bene, anticipato proprio la chiusura, bravo Luigi Spazzato. Dopo queste prime due domande usiamo un termine calcistico di riscaldamento, adesso andiamo a sentire invece i programmi dei candidati sindaco di Padova. E la prima, ovviamente quella che riguarda soprattutto i cittadini, riguarda la sicurezza. Ecco, Simone Borile cosa farà se diventerà sindaco di Padova per quanto riguarda la sicurezza della città di Padova? Allora, per quanto riguarda il primo aspetto è quella della riqualificazione dei vari quartieri e delle periferie. Per riqualificare una periferia, un quartiere, non è tanto quella di far passeggiare un vigile un'ora in più alla settimana, né quella di accendere un lampione in una strada, ma riqualificare una periferia significa, a mio giudizio, di progettare un impianto strutturale, ovvero rilanciare le periferie. Io devo evitare che si creino situazioni di degrado affinché poi queste diventino centri aggregativi violenti. Come e in che modo posso farlo? Certo, potenziando la videosorveglianza, per esempio, ma anche riaccendendo quello che è il tessuto produttivo. Io devo rilanciare il commercio, devo rilanciare la cultura, devo rilanciare il turismo, perché solo in questo modo, dando vita nuovamente ad un quartiere, quindi rivitalizzandolo, evito la formazione di centri aggregativi violenti. Non ultimo, ricordo anche quello che è il mio progetto, di creare anche un presidio della Polizia Municipale sia all'Arcella, ma sia anche alla Guizia. Noi oggi a Padova abbiamo solo un comando che è in centro, ovviamente. La mia intenzione è proprio quella di aprire un presidio, quindi riqualificazione, ma una riqualificazione strutturale, non spot e non slogan. Bene, Rocco Bordini, invece se intendiamo il gong, per quanto riguarda la sicurezza, cosa farà per Padova? La sicurezza insieme alla mancanza di lavoro è il primo problema che ha la città di Padova. Allora è importante cercare di attuare dei piani di riqualificazione nelle zone a rischio. Questo vuol dire fare buon uso dell'illuminazione pubblica, questo vuol dire organizzare dei presidi multiforza nelle zone deboli. In questi presidi multiforza ci deve essere la presenza della Polizia di Stato, per cui della Polizia Municipale, dei Carabinieri e dell'Esercito. La città non deve essere presidiata, ma deve avere chiaramente quelli che sono i segnali visibili, tangibili da parte del cittadino della presenza e del controllo della polizia e dei vigili. Non basta, bisogna cercare di creare delle squadre che siano di polizia municipale che siano ancora più preparate, l'uso dei cinofali. Noi abbiamo proposto anche per certe zone il controllo del vicinato, dove il cittadino si fa partecipe senza ovviamente farsi giustizia da sé di segnalazioni che vanno alla polizia, e riqualificare cercando di riempire quei buchi di criminalità con commercio, con rivitalizzazione, con cultura e con tutto quello che deve fare una città vivibile, la sera, il giorno, per gli studenti, per i lavoratori, per i cittadini tutti. Noi crediamo fortemente in una serie di patto con i cittadini. Luigi Sposato, la sicurezza a Padova, cosa farà di bello? Allora, farò degli atti concreti. È inutile fare slogan
è inutile dire che i problemi sono e riguardano solo alcune situazioni, per esempio immigrazione, piuttosto che dei soggetti in maniera particolare. Il problema dei furti, delle rapine, il problema della sicurezza c'era, c'è e ci sarà sempre. Bisogna che l'amministrazione però governi il problema. In che maniera lo governi? Se farò il sindaco, creerò dei tavoli immediatamente insieme al questore, insieme al prefetto, guardia di finanza, polizia locale, per agevolare il quadro, per agevolare l'attenzione sulla città. Creerò un pannello dove vedremo come si spostano le vetture della polizia con lucetta azzurra, carabinieri lucetta rossa, guardia di finanza lucetta verde, e se c'è un raggruppamento di autovetture di presidio in alcune aree della città, li si chiama e gli si dice: guarda che dovete spostarvi in altre parti. Bisogna che il territorio sia coperto. Qualcuno dice: ma il sindaco non ha questa prerogativa, ma il sindaco di Padova può agevolare i tavoli, questo sì. Altro discorso è la copertura di tutta la giornata. Nelle mie 21 azioni, perché ho creato un programma di 21 azioni, non punti, è previsto che ogni 2 dipendenti comunali che vanno in pensione, uno venga assunto come polizia municipale. Bene, nella città di Padova ci sono molti quartieri. Nelle prossime 2 domande il primo minuto e mezzo riguarderà un quartiere in modo particolare, che è quello dell'Arcella, perché è quello più delicato e anche molto popoloso, e poi invece parleremo nell'altro minuto e mezzo di tutti gli altri quartieri. Allora inizio da Simone Borile. Il quartiere Arcella, che è un quartiere, Arcella indico anche stazione, che è uno dei quartieri più delicati per quanto riguarda la sicurezza. Cosa farà? Allora, innanzitutto stiamo parlando di un quartiere di quasi 40.000 unità, quindi è una città dentro una città, e quindi è il quartiere multiculturale più multietnico della città. Abbiamo già detto, per quanto riguarda il problema della sicurezza e quindi la questione del presidio, del rilancio delle attività produttive, che all'Arcella per esempio ha un tessuto produttivo che chiaramente è diverso da quello del centro o da quello per esempio della zona di Camin, che è tutta una zona industriale ovviamente, quindi avere consapevolezza in quello, ma soprattutto anche il rilancio culturale e quelli che sono forme anche di integrazione che sono fondamentali. Questo tipo di azione, che io ritengo essere essenziale, va considerata perché ad oggi l'azione culturale e l'azione associativa viene svolta all'Arcella solo e unicamente dalle parrocchie. C'è stato un totale lassismo da parte delle istituzioni in cui hanno abbandonato completamente questo quartiere, che quindi merita attenzione per quanto riguarda la facilitazione di aperture a quelle che sono attività produttive con eventuali sgravi ovviamente, attività culturali implementare, attività sociale atte a formulare quello che è un quadro di convivenza e di rispetto sociale. Non ultimo, come ho detto poc'anzi, quella che è l'istituzione ovviamente di un presidio ovviamente da parte della Polizia Municipale. Questo sì. Bene, Rocco Bordin, per quanto riguarda, partiamo dal quartiere Arcella, poi parleremo ovviamente anche degli altri. Cosa farà se diventerà sindaco? Dietro la stazione va incrementato e aumentato quello che è un presidio fisso, che deve diventare un presidio fisso interforza. Va riqualificata l'area del Borgomagno e della stazione, e in questo quartiere, che non ha una sua caratterizzazione precisa, va generata una centralità urbana, cioè Piazza Azzurri d'Italia deve essere la centralità dotata di tutti quei servizi, di tutte quelle comunicazioni laterali al Siruno che servono a dare forza e centralità al quartiere. Il quartiere Arcella ha bisogno di essere inondato di servizi a partire dal suo centro, cioè da Piazza Azzurri d'Italia, fino alla sua massima periferia, fino alla stazione, e deve essere inondato non solo di fiere del commercio, ma anche di iniziative da parte delle associazioni culturali che ci sono, di culturalità, e deve vivere diciamo come un piccolo municipio all'interno di un municipio più grande. Se il quartiere verrà caratterizzato, verranno riqualificate la zona di Borgomagno, ripristinati appunto quei presidi fissi multiforze, noi avremo un calo dello spaccio della droga, avremo piano piano l'evacuazione di quei clandestini che sono venuti all'Arcella per delinquere, non certo per lavorare o per dare un contributo forte alla città. Ecco, questo è diciamo una ricetta che equivale anche per altri quartieri degradati, come potrebbe essere Lapizia. Luigi Sposato per Arcella?
Allora, 21 azioni, un'azione è precisa per l'Arcella ed è il riutilizzo, la presa in carico del Configliacchi. Il Configliacchi è una struttura abbandonata e si può adibire a campus universitario, si possono fare delle biblioteche, si possono creare degli spazi per gli anziani. Nel momento in cui si spostano gli studenti dal portello dove vivono prevalentemente in quell'area della città, tutta l'area si riqualifica, riparte il commercio e per quanto riguarda gli immobili acquistano di valore ed è di proprietà dell'IPAB, ha un valore di circa 5 milioni, il comune può benissimo, in raccordo con la regione, può prendersi carico e dare un rilancio a questa città. Il rilancio parte da cose precise, da azioni, non basta dire lo riqualifichiamo, come lo riqualifichiamo. Altro aspetto importante che riguarda anche l'Arcella è la TAV a Padova. Dobbiamo fermare la TAV a Padova. Per la TAV è l'alta velocità. Qualcuno dice ma c'è già, non è quella la TAV, è quella che parte dalla Russia, arriva a Venezia, arriva a Torino, Lione e poi va a Lisbona. Abbiamo bisogno di fermare la TAV a Padova. Se si ferma la TAV, perché riqualificare Arcella? Perché arrivano dei quattrini e si può riqualificare la stazione sia all'interno che all'esterno, addirittura fino a Piazzetta dei Gaspari e anche per quanto riguarda la zona la Borgomagna e quant'altro. Quindi azioni concrete, 21 azioni del mio programma. Bene, Padova ovviamente non ha, per fortuna di Padova, solo il quartiere dell'Arcella, avendo 205.000 abitanti, ma ne ha altri importanti, vedi la Guizza, vedi Ponte di Brenta, vedi la Stanga, vedi tanti altri. Ecco, negli altri quartieri magari sono un po' meno difficili dell'Arcella, però come intendete lavorarci sopra quando diventerete sindaco di Padova? Allora, personalmente mi piacerebbe ripristinare quelli che sono i comitati di quartiere che sono stati, ricordiamolo, anche completamente cancellati dalla Giunta Bitonci. Questo cosa significa? Significa dar voce proprio a quelle persone che conoscono molto bene il territorio e cercare con loro ovviamente di avviare dei progetti ovviamente di quello che può essere una tutela ambientale o di quello che potrebbe essere una riconfigurazione anche del territorio. Addirittura noi, attraverso i precedenti consiglieri, avevamo proposto addirittura un bilancio partecipato nei quartieri, cioè noi davamo ai quartieri la possibilità di destinare una parte del bilancio che è quello comunale, a quel tempo si era proposto 1 milione, ed era proprio il consiglio di quartiere a quel punto che poteva scegliere come destinare ovviamente questa cifra per quelle opere che potevano essere considerate a lui prioritarie, quindi per quanto riguarda qualsiasi forma idrogeologica oppure la tutela di un parco oppure il ripristino di una scuola. Quindi ascoltare, riapriamo il dialogo, potenziamo i trasporti, leghiamo ovviamente quella che è la cintura urbana al centro attraverso il potenziamento delle corse anche notturne, dopo magari lo dirò col progetto di viabilità, i diretti piazze che devono collegare ovviamente i vari quartieri. Quindi diamo voce di nuovo ai cittadini e li facciamo partecipi, attori, protagonisti alle scelte dirette di riqualificazione dei territori. Ecco, Rocco Bordini, stessa domanda, la vivibilità dei quartieri della città. Ma per dare la voce ai cittadini nei quartieri bisognava che i quartieri avessero i poteri che avevano tempo fa, prima che la Lega togliesse proprio l'esistenza dei quartieri, la Lega a livello nazionale con una legge nazionale. Perché? Perché avevano delle deleghe di potere e gli amministratori eletti nei quartieri non facevano solo l'organo di cerniera con il comune, ma potevano decidere nella loro piccola viabilità, nella socialità, nei finanziamenti alle associazioni. Allora c'era un quartiere più monitorato e c'era la possibilità del cittadino di essere ascoltato e ascoltato meglio. Oggi, senza questa effettiva possibilità di eleggere i rappresentanti, noi possiamo creare dei comitati che servono da suggeritori, però alla fine il problema è un'autonomia che mancherà ed è quella delle deleghe di potere che diedi io quando facevo l'assessore tempo fa. Oggi nel quartiere centro è importante ridefinire quello che sarà quella zona di degrado che si chiama PP1 e Piazzale Boschetti, che è una zona che è partita per una costruzione residenziale che invece ha bisogno di altri
canoni di riqualificazione che portino i servizi. Quello che faremo al quartiere 3 sarà riqualificare via Anelli, cancellandola e creando un campus universitario. Questo è fattibile ed è fattibile attraverso uno STU, perché la Cassa di Depositi e Prestiti è interessata ad un'azione interforze di questo tipo. Questo toglierà diciamo, la macchia padovana di via Anelli. Luigi Sposato, nei quartieri cosa farà di bello? Ma noi andando in mezzo alla gente, le persone, i cittadini dicono ecco in campagna elettorale siete tutti qua, dopodiché vi dimenticate dei quartieri. Allora io per dimostrare con le azioni che sono partito col piede giusto ho aperto 7 punti di ascolto nei quartieri. L'ultimo l'abbiamo aperto in Piazza Cavour come atto finale, ma proprio perché è importante stare vicino alle persone. Le persone spesso hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, che gli parli, che gli dia un minimo di fiducia, che magari gli dia una pacca sulle spalle, che gli vada a sistemare la lampadina, che gli vada a sistemare il marciapiede, che abbiamo delle aree, delle zone che non sono curate per nulla. Ecco, c'è necessità di questo, ma bisogna farlo con i piccoli gesti e con i grandi programmi. I grandi programmi è di una mobilità che coinvolga a livello sistemico la città, un discorso di arredo urbano che sia decoroso per tutte le aree. Dobbiamo partire da situazioni oggettive, di situazioni difficili, e per dare una speranza al cittadino che non vive il centro, che peraltro è un gioiellino e che va salvaguardato, e dargli la speranza che comunque il futuro amministratore, il futuro sindaco, l'amministrazione si ricordi di lui e lo vada a trovare anche quando finiscono le elezioni. E per questo i punti di ascolto rimarranno, se io sarò sindaco, anche dopo l'elezione dell'11 giugno. Bene, vi faccio i complimenti perché avete rispettato il tempo, quindi l'avete sfruttato proprio quasi al limite, quindi complimenti. Adesso beviamo un goccetto d'acqua, andiamo in pubblicità, poi ci rivedremo con altre tematiche per quanto riguarda la città di Padova. Tra poco.